Quindi, partendo, a mio avviso, nel caso specifico degli inceneritori, da quello che è il discorso dell'opzione zero, io parto sempre dal ricordare che in natura non si produce rifiuti. E perché? Perché vedete, se nel corso di milioni e milioni di anni gli organismi viventi che si sono succeduti avessero prelevato materiali e li avessero trasformati in inquinamento e rifiuti, noi oggi avremo un mondo pieno di liquame, pieno di rifiuti, ma non ci sarebbe spazio per nessun vivente. La strategia adottata a livello naturale, e credo che qualunque persona faccia una valutazione sia di impatto ambientale che sanitario, non può ignorare come funziona nella nostra realtà, nella nostra biosfera, la natura funziona in questo modo: tutto ciò che viene prelevato come materiale attraverso catene alimentari viene continuamente riciclato. Questo riciclo è possibile grazie al fatto che utilizziamo una fonte di energia esterna al sistema che è il sole. Il sole permette, a partire dalla fotosintesi, di ottenere cicli, uno dei quali, per esempio il più semplice, è fotosintesi, usa CO2 più acqua per ottenere zuccheri, scarta ossigeno, l'ossigeno utilizzato nella respirazione per ossidare gli zuccheri e scarta CO2 e acqua che verranno utilizzati di nuovo dalla fotosintesi, cioè i due processi insieme creano un ciclo. Analogamente le radici delle piante prelevano nitrati, fosfati, sali minerali vari, con questo le piante, grazie a quella produzione di zuccheri che permette di produrre energia, che permette di utilizzare molecole più semplici, produce proteine, acidi nucleici, quello che volete, diventano cibo per altri organismi, tutti gli organismi scartano qualcosa, le piante le loro foglie, prima o poi muoiono, gli animali buttano fuori feci o urine, prima o poi muoiono, tutto questo va a finire nel suolo, microorganismi ritrasformano il tutto in nitrati, fosfati, sali minerali che le piante continuano a riciclare. Questo è il ragionamento. Non c'è spazio in natura per la produzione di rifiuti. Purtroppo in una fase iniziale della rivoluzione industriale non ci si è posti questi problemi e neanche si conosceva l'ecologia, che è molto più recente, e si sono adottati meccanismi produttivi che sono in netto contrasto con quelli naturali, cioè anziché usare fonti esterne al sistema, rinnovabili, e riciclare la materia, si usano fonti fossili, i processi sono lineari, inevitabilmente con le combustioni si producono inquinanti e rifiuti. In natura le combustioni non esistono se non come incidenti di percorso e sono soltanto fulmini e vulcani e rarissime autocombustioni. Tutto il resto non è combustione. Quando si dice noi bruciamo gli zuccheri, non è vero. Noi trasformiamo gli zuccheri mediante un processo ossidativo senza bruciarli. Se bruciate gli zuccheri vi scottate e se il nostro corpo si dovesse scottare moriremmo. Quindi non c'è questa combustione. Le combustioni inevitabilmente producono sostanze che non entrano nei cicli naturali, si accumulano e fanno esaurire le risorse. Quindi qualunque processo di combustione è un errore se viene perseguito in termini indefiniti. Questo è il motivo per il quale i materiali fossili accumulatisi in decine di milioni di anni sono stati consumati al 50% in 100 anni e nei prossimi 50 anni consumeremo gli altri 50%. Non possiamo andare avanti così, dobbiamo cambiare. Allora chiunque proponga combustioni va nella direzione opposta a questo. Il problema appunto è che non soltanto noi abbiamo dei consumi spesso eccessivi che producono rifiuti e quindi certo bisogna ridurre il consumismo che provoca rifiuti, ma bisogna anche rendersi conto che abbiamo impostato una civiltà di natura lineare su un pianeta che funziona in modo circolare. Qualunque cosa impedisca la circolarità è molto pericoloso. Tutte le combustioni, poiché in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, produce inquinamento, pensate che soltanto il fumo di sigaretta contiene migliaia di composti chimici. Noi non sappiamo neanche calcolare esattamente tutti i composti chimici di un processo di combustione, ma sicuramente si formano
CO2, che è anche nei cicli naturali, ma se la CO2 eccede quella che può essere assorbita dai sistemi naturali, inevitabilmente aumenta quei gas ad effetto serra. Si formano ossidi di azoto, azoto e ossigeno convivono in atmosfera, si legano solo a temperature di combustione. Si formano altri ossidi, si liberano metalli pesanti, polveri sottili, ne abbiamo continuamente notizia, e composti che classifichiamo in gruppo, ma che possono essere centinaia di diversi composti, come composti organici volatili, idrocarburi policiclici aromatici, il gruppo delle diossine, il gruppo dei furani, il gruppo dei policlorobifenili e così via. Ora, la conseguenza delle combustioni, che dovrebbe farci capire che almeno in alcune zone del pianeta da subito dovremmo eliminare le combustioni, viene dato da questa immagine. Questa immagine vi mostra, passando dal bianco al giallo, all'arancione, al rosso scuro, le zone più inquinate del pianeta da combustioni. Si misura, questa è una convenzione, gli ossidi d'azoto, perché quando ho ossidi d'azoto ho prodotti di combustione. Se ho gli ossidi d'azoto ho anche tutti gli altri prodotti di combustione. La misura degli ossidi d'azoto è la misura dell'inquinamento da combustione. Bene, abbiamo 5 zone particolarmente inquinate nel pianeta, una di queste è dove viviamo ed è la più inquinata di tutta Europa, perché è quella col colore rosso più scuro in assoluto. Del resto la pianura padana, che corrisponde a quella macchia rossa che vedete in basso, quella macchia della pianura padana è data dal fatto che abbiamo un'alta densità di popolazione, tutte le attività economiche, industriali, autostrade, strade, centrali elettriche, inceneritori e tutto quello che volete, chiusi da montagne a nord le Alpi e da montagne a sud gli Appennini che trattengono tutto lì. È una condizione estremamente pericolosa, ma è una condizione in cui vivono tantissime persone, per cui qualunque incremento che peggiori questa situazione dovrebbe essere assolutamente evitato. L'effetto serra è una delle conseguenze, ma se ne parla tanto, io non sto neanche a perdere tempo a indicarvi come a partire dalla rivoluzione industriale questo è andato avanti, che l'effetto serra non è aumento tanto di temperatura quanto una condizione per cui aumentano le condizioni estreme di particolari fenomeni che da sempre esistono, tipo tornado, tipo grandine, tipo alluvioni, tipo siccità. È la frequenza e l'intensità che cambia, non il fenomeno. Ecco, allora, di rifiuti, in particolare sia rifiuti urbani sia di rifiuti industriali, si può parlare soprattutto negli ultimi 50-60 anni, non perché prima non ce n'erano. Anche la civiltà dell'età della pietra produceva rifiuti. Se voi andate all'Arco di Veia nei Lessini troverete cumuli di scarti di pietra, però voi capite, insomma, non è che ci sia stati grandi problemi, è un cumulo di rifiuti, sono gli scarti della lavorazione della pietra, è bello grande, che sia bello. Ma vi rendete conto che l'impatto è tutto sommato trascurabile. Quello che diventa rilevante è quando in questa immagine, vedete, questo grafico ha due curve. La curva in basso è l'aumento della produzione di rifiuti pro capite e la curva in alto è la perdita di biodegradabilità dei rifiuti prodotti. Quando le due curve si incrociano siamo intorno al 1960, boom economico. È da allora che nasce il problema dei rifiuti, in particolare per i rifiuti urbani. Io sono nato in questa località, a Mogliano Veneto, sono vissuto a Treviso e sia quando stavo a Mogliano che quando stavo a Treviso, adesso sto a Padova, ma non credo fosse a Padova diverso, in queste realtà nessuno aveva, quando io sono nato e quando ero bambino, quando mi ricordo, anni 50, la percezione di rifiuti. I rifiuti cos'erano? Erano materia organica che in gran parte, chi non viveva nella parte più urbanizzata, metteva nella concimaia, tutt'al più c'era la raccolta che era essenzialmente in contenitori metallici che venivano scaricati da altre parti di materia organica. La carta si usava per accendere il fuoco e mi ricordo mia nonna faceva anche le palle
di cartapesta da mettere e nessuno buttava via la carta. Il vetro non si riciclava, si riusava, perché la bottiglia di vetro era un patrimonio, cioè era qualcosa da tenere. E quei pochi che buttavano via le bottiglie di vetro, noi bambini andavamo a raccoglierle e le portavamo nei posti dove ci pagavano, quindi gli portavamo le bottiglie di vetro. Questi erano i rifiuti. Ma non parliamo di secoli fa, parliamo di quando ero bambino io. Allora, vedete, fino a che le due curve non si sono incrociate, il problema non sussisteva. Ma davvero pensiamo che sia un esempio di civiltà e di cultura moderna avere questa situazione? Non è possibile evitare questa situazione? Non è possibile ritornare a logiche più naturali come quelle di non produrre rifiuti o produrre scarti riutilizzabili che rientrino nei cicli il più possibile naturali? Beh, la stessa normativa comunitaria fin dal 79, il DPR dell'81 in Italia, poi riconfermato fino ai nostri giorni, ha sempre detto che il primo obiettivo per i rifiuti è la riduzione, poi il riuso, poi il riciclaggio, e se questi tre punti non sono adeguatamente utilizzati o dopo averli adeguatamente utilizzati non sono sufficienti, si parla di smaltimento. Noi invece abbiamo realizzato solo l'ultima parte ignorando queste tre. Ma ripristinare il ciclo dei materiali e rimetterli in un ciclo, sia per il vetro che per la carta, è una cosa fattibile, si può farlo anche per materiali di scarto più vasti. Il problema è che noi oggi non ci rendiamo conto che stiamo sotterrando risorse e bruciando risorse con discariche e inceneritori. Non è l'alternativa all'inceneritore la discarica, l'alternativa all'inceneritore è riutilizzare degli scarti che sono già stati pensati all'interno di un ciclo produttivo come essere riutilizzati. A livello europeo, per esempio, già sono state date indicazioni in tal senso. Le automobili, già da tempo si è deciso, anche se ancora non è del tutto in vigore, che come esiste, ma questo vale per qualunque tipo di processo produttivo, come esiste una catena di montaggio, deve esistere una catena di smontaggio e tutte le parti smontate devono essere costituite di materiali riciclabili che vanno a specifiche filiere di riutilizzo. Ora, basterebbe obbligare a costruire beni durevoli e non effimeri come gli usa e getta, che siano costituiti di parti smontabili in modo da entrare in filiere che diventano di riciclo reale, per non avere problemi di nessuna ipotesi di costruzione di inceneritori. E non mi pare che da un punto di vista di cultura e civiltà questo sia un tornare indietro. Mi sembra un grosso passo avanti nel benessere collettivo sia per l'ambiente che per la salute. Utilizzo materie prime o seconde, gli scarti vanno a riciclarsi senza essere scartati e lo stesso prodotto deve essere il più a lungo possibile riutilizzato mediante riparazione, pezzi di ricambio, durare il più a lungo possibile. La demenziale idea degli incentivi a buttar via macchine, sia automobili che altro tipo, ancora buone per sostituirle con altre più efficienti, è una stupidaggine, perché l'energia consumata per realizzare il nuovo prodotto non viene compensata dall'efficienza maggiore del nuovo prodotto. Ha senso solo quando effettivamente il mio macchinario, il mio elettrodomestico è impossibilitato a essere riutilizzato, e a quel punto lo mando alla catena di smontaggio, ma non incentivare per favorire qualche industria percorsi che consumano più energia di quanto è il guadagno che ne ricava dopo. La cattiva scelta di bruciare comunque è ancora peggio, perché non elimina i rifiuti, non produce energia e produce inevitabilmente inquinamento. Qualunque inceneritore con la combustione rientra in quel gruppo di categorie che dovremmo evitare. Qualunque inceneritore, questo è uno schema base, da una tonnellata di rifiuti che butto dentro mi escono 1/3 di scorie e polveri. Mi esce una gran quantità di sostanze volatili e una modestissima quota di energia,
perché calcolando il rendimento della macchina e calcolando l'energia consumata per tutta la fase del ciclo, se raggiungo il 10% di rendimento energetico è tanto, una cosa ridicola. Lo smaltimento significa che per ogni tonnellata, in base a quello che vi ho detto, un terzo diventa ceneri tossiche e ceneri pesanti e 3 volte la tonnellata di partenza è inquinamento dell'aria, perché si formano quegli ossidi d'azoto e quei composti con l'ossigeno che in peso sono ben di più di quanto ho smaltito. Cioè è un'operazione per aumentare i rifiuti che però non vedo, come in casa mettere la polvere sotto il tappeto. Cioè l'inceneritore trasforma rifiuti in gran parte riciclabili in fumi, ceneri e scorie non riciclabili. Non elimina le discariche perché un terzo di quanto brucio diventa qualcosa da mettere in qualche modo in discarica. Dal punto di vista energetico non ho un rendimento energetico significativo, perché l'incenerimento mi dà quel 10-20% contro un 50-60% che mi dà il riciclaggio e un 90-95% del riuso. Il riuso perdo solo il trasporto e il lavaggio, nel riciclaggio perdo sì energia, perché per ripristinare lo stesso materiale devo rifonderlo o in qualche modo modificarlo e riportarlo alle condizioni di partenza, ma recupero più del 50%. Il recupero energetico della combustione invece è il 10-20%.